Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Dura presa di posizione del sindaco di Cosenza dopo la decisione assunta dal TAR di sospendere la demolizione. L'accordo, scrive Occhiuto su Facebook, viene messo in dubbio. Crollo sulla statale 106, chiesto il processo per 3 tecnici secondo la procura di Catanzaro a determinare il cedimento, difetti di progettazione e sistemi di drenaggio carenti. 2 persone sono finite in manette sospettate di essere gli autori di una rapina consumata ai danni di un bar tabacchi a Crotone il 10 settembre scorso. Sanità ingiusta e giovani costretti ad emigrare, l'allarme dei vescovi calabresi. A Vibo i cittadini costretti a liberare il cimitero dalla spazzatura, inutile, dicono, attendere che siano altri a farlo. Il bando regionale che prevede somme per la rivitalizzazione dei borghi piace a Papasidero, la cittadina punta alla creazione di un progetto attrattivo. Buonasera dalla redazione del TG10. Dunque tensione alta tra il presidente della regione Mario Oliverio e il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto, la sospensiva del TAR della Calabria che ha bloccato la demolizione dell'ex Jolly Hotel riaccende lo scontro a distanza. Il governatore ai nostri microfoni dice: vanno rispettate le regole, il primo cittadino replica, fate il gioco delle 3 carte, blocchiamo i lavori della metro. La firma dell'accordo sulla metropolitana leggera e le opere di compensazione sembrava aver aperto una nuova fase tra il sindaco di Cosenza e il presidente della regione. Tra i due Mario, si sa, i rapporti non erano idilliaci. La tregua però è durata poco. Oggi la sospensiva del TAR della Calabria, che ha bloccato la demolizione dell'ex Hotel Jolly, sito scelto dal comune per dare vita al museo di Alarico, ha riacceso lo scontro istituzionale e i toni sono forti. Il governatore ai nostri microfoni dice: le regole vanno rispettate. Per quanto riguarda specificamente il Jolly Hotel, noi abbiamo assunto un impegno, l'Aterp conseguentemente, perché l'Aterp è uno strumento della regione, deve agire per cederlo alle condizioni poste, naturalmente, non regalarlo, ma alle condizioni poste al Comune di Cosenza. Bisogna fare le procedure per questo avvenga, perché se da parte del responsabile dell'Aterp viene segnalato che si assumono le iniziative di demolizione senza che ancora sia formalizzata il passaggio di proprietà, mi permetto di dire che la legalità deve valere sempre. Questo non significa che è stato messo in discussione un impegno. La replica del sindaco non si è fatta attendere. L'accordo è a rischio, fa sapere Occhiuto. È assurdo e grave che oggi il presidente Oliverio permetta di dire queste cose dopo aver sottoscritto un accordo, dopo aver trasferito le persone da un immobile, dopo averlo ceduto al Comune di Cosenza per fare iniziare i lavori con un finanziamento destinato da parte della Regione, e poi successivamente come con il gioco delle 3 carte con un altro ente che è controllato dalla Regione, di cui il Presidente una persona molto legata al Presidente, addirittura ci fa un ricorso al Tribunale amministrativo regionale. Noi non ci stiamo a questo gioco delle 3 carte, a questo comportamento di questa vecchia politica che davanti dice una cosa e poi dietro ne fa un'altra. Se la Regione non ritira immediatamente l'atto che è stato fatto al Tribunale amministrativo, noi ovviamente facciamo una diffida e blocchiamo i lavori della metro. Cosa succederà? Al momento c'è solo un dato certo: la tensione è altissima. Questa mattina in prefettura a Cosenza sono stati firmati 2 importanti protocolli di legalità finalizzati alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nei lavori per la realizzazione delle grandi opere. Sentiamo. Ecco il momento della firma dei 2 importanti protocolli di legalità finalizzati alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nei lavori della metro tranvia Cosenza Rende Unical e per i lavori che riguardano la strada Mirto Crosia Longobucco. L'obiettivo è quello di rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto, ma anche favorire la diffusione della cultura della trasparenza e del rispetto delle regole nelle attività economiche che riguardano la crescita del territorio. Sono 2 opere importanti,
I protocolli di legalità definiscono il quadro appunto entro il quale i lavori devono essere eseguiti, perché vengano rispettate le regole, la legalità, sia il faro, la bussola appunto anche e soprattutto in fase di realizzazione delle opere, e quindi si indicano i capitoli fondamentali sui quali appunto bisogna accendere l'attenzione, quello dei subappalti, delle forniture, dei materiali, della manodopera, perché appunto spesso quello che non entra in termini di condizionamento della criminalità dalla porta principale attraverso gli appalti entra dalla porta di servizio. Controllare in modo capillare, così da spingere il tessuto imprenditoriale ad investire con sicurezza, questa la mission. I protocolli sono stati sottoscritti oltre che dal prefetto e dal governatore, dall'ispettorato del lavoro e dalle organizzazioni sindacali, alla presenza dei vertici delle forze dell'ordine. Attraverso questa cabina di regia che partirà tra 15 giorni dopo la data della sottoscrizione del protocollo, perché sarà un controllo su tutta la filiera, perché le due ditte sono ditte ovviamente che sono state già sottoposte a tutti i controlli di rito, però come diceva anche il Presidente della Regione, impedire che chi è stato escluso dalla porta principale possa attraverso subappalti, fornitura di servizi, manodopera rientrare. Quindi noi dobbiamo fare in modo che sia attraverso quest'opera ma anche spingere tutti gli imprenditori a investire nella nostra regione, quindi parlo sia come provincia di Cosenza ma l'intera regione, per investire in sicurezza, perché questo d'altra parte invoglia, dà garanzia a ovviamente fare anche grandi investimenti economici. Crollo sulla statale 106, chiesto il processo per 3 tecnici, secondo la Procura di Catanzaro, a determinare il cedimento e difetti di progettazione e sistemi di drenaggio carenti. Ricordate il crollo sulla statale 106? Un tratto da poco ammodernato e costato diversi milioni di euro, ma il muro di contenimento della rampa di accesso sulla statale che porta a Germaneto venne giù alcuni mesi fa. Ebbene, adesso è stato chiesto il processo per il progettista della Astaldi, il direttore dei lavori del tratto stradale e per il collaudatore statico. Il 16 ottobre l'udienza preliminare. I 3 ingegneri, secondo l'accusa formulata dai magistrati di Catanzaro, titolari dell'inchiesta, che hanno firmato la richiesta di rinvio a giudizio, avrebbero cagionato per colpa generica e specifica il crollo del muro. In particolare, il progettista della Astaldi, nell'elaborare la progettazione di quel tratto stradale, non avrebbe previsto, tra l'altro, un idoneo ed efficace sistema di drenaggio dell'acqua. Il direttore dei lavori avrebbe omesso di segnalare il difetto di progettazione, mentre il collaudatore non avrebbe riscontrato alcuna delle criticità progettuali. A Gioia Tauro, dopo le polemiche, alla fine è stato sostituito il commissario prefettizio. A Gioia Tauro, comune sciolto per mafia, la nomina del viceprefetto Pasquale Aversa come commissario prefettizio, in sostituzione del prefetto Franca Tancredi, aveva provocato un vespaio di polemiche, creando un caso nazionale, visto che tutta la stampa ne ha parlato. Il motivo è perché l'alto dirigente, quando ha lavorato a Padova, è finito sotto inchiesta dalla magistratura veneta per utilizzazione e rivelazione del segreto d'ufficio, in quanto è sospettato di aver favorito illegalmente la società che ha gestito l'accoglienza di migliaia di profughi in un centro della provincia padovana. Ora si corre ai ripari con la rimozione di Aversa e con l'arrivo di Antonio Reppucci, già prefetto di Catanzaro e Perugia. Reppucci conosce bene la realtà gioiese in quanto nel 2007 aveva guidato la commissione d'accesso antimafia che portò successivamente allo scioglimento dell'allora amministrazione del Consiglio Comunale. La nomina di Reppucci apre un altro interrogativo perché il comune di Gioia Tauro, sciolto per infiltrazioni mafiose, dovrebbe tornare alle urne il prossimo 21 ottobre. Nei fatti i 18 mesi di commissariamento per i comuni sciolti per 'ndrangheta sono già scaduti e per il momento non sono arrivate altre proroghe. Nel frattempo molte forze politiche della cittadina chiedono il rinvio delle elezioni perché ancora impreparati all'appuntamento, mentre la presentazione delle liste scade proprio in questi giorni. Qualche candidato per la poltrona di Palazzo Sant'Ippolito si è fatto avanti, ma sul comune grava l'incognita proroga, visto anche l'arrivo di un prefetto di prima classe come Reppucci. Ed è proprio strano che il Viminale mobiliti un
alto dirigente solo per avviare i comizi elettorali e seguire l'ordinaria amministrazione del comune fino all'insediamento del nuovo sindaco. Forse nella nomina di Antonio Reppucci c'è anche la risposta, a meno di essere smentiti, ma oramai è questione di giorni se non di ore e il mistero sarà svelato. L'allarme dei vescovi calabresi sulla sanità, una sanità ingiusta, dicono. Sentiamo. I vescovi calabresi lanciano l'allarme sulla sanità regionale. La situazione è drammatica, scrivono nel documento diffuso a conclusione della riunione della Conferenza Episcopale Calabra al Seminario regionale San Pio X di Catanzaro. Per i vescovi la sanità è fonte di disagio e ingiustizia per i cittadini, costretti spesso ad emigrare in altre regioni per ottenere risposte alle loro esigenze di cura a causa di una sanità, scrivono, spesso sbilanciata sul versante privato. La conferenza si è aperta con il ricordo delle vittime della tragedia del Raganello del 20 agosto scorso, poi partendo dalla programmazione messa in atto dalla Commissione di Pastorale della Salute a livello regionale, di cui è delegato il vescovo Francesco Savino, i vescovi hanno evidenziato i problemi che riguardano la sanità calabrese, con vecchi ospedali chiusi, nuovi non ancora aperti, un'offerta sanitaria, evidenzia la Conferenza Episcopale Calabra, al di sotto dei livelli minimali, che sono questioni che infondono sconforto e spingono a sollecitare iniziative opportune ad ogni livello per garantire il diritto alla salute e all'assistenza in una terra in cui negli ultimi anni, dinanzi ad una positiva, anche se ancora non del tutto soddisfacente, ripresa dell'indice del prodotto interno lordo, continuano ad esistere arretratezze e ostacoli alla crescita civile, sociale ed economica. I vescovi esprimono preoccupazione rispetto all'incancrenirsi di problematiche antiche e a tutt'oggi irrisolte, su tutte quelle sanitarie appunto, che al pari della disoccupazione ancora viva e palpitante costringe la gente ad emigrare. Elementi, prosegue la nota dei vescovi, che, come di recente segnalato dallo Svimez, incidono negativamente anche sui tassi demografici e sull'emigrazione giovanile, quest'ultima attestata su percentuali sempre più alte anche a causa del dilegare della corruzione e dell''ndrangheta, che rende sempre più difficile coltivare lavoro, speranze e sogni. A Vibo i cittadini costretti a liberare il cimitero dalla spazzatura. Là dove non arrivano le istituzioni ci pensano i cittadini. Da tempo ormai Vibo Valentia sta vivendo una nuova stagione di degrado civico, con l'amministrazione comunale che non riesce a fare fronte alla gestione dei rifiuti, al punto che la procura ha aperto un'inchiesta per cui la città rivive l'incubo di discariche sparse un po' ovunque per colpa di vandali ed incivili. A questo punto però, anziché continuare con la solita lamentela fine a se stessa, un gruppo di vibonesi volontari dell'associazione Ritei con l'US, impegnata nella lotta contro il degrado e la valorizzazione dei beni comuni, si è armato di guanti e palette per un'azione di pulizia straordinaria, concentrandosi nell'area del cimitero e nella zona circostante del suo interno. L'idea è nata in occasione del World Clean Up Day, un evento celebrato ogni anno che ha come obiettivo liberare il mondo dai rifiuti e che coinvolge 150 paesi nel mondo. Noi come gruppo Retake di Vibo Valentia abbiamo aderito, concentrandoci su un punto che è fondamentale per la cittadinanza vibonese, il cimitero, che abbiamo trovato in condizioni penose e pietose, che stiamo pulendo per quello che possiamo. Siamo 15, siamo volontari, non siamo professionisti, quindi facciamo quello che possiamo. Abbiamo trovato di tutto, bottiglie ed altre cose che non si possono neanche citare, insomma un po' di tutto. Poi stiamo facendo un lavoro di sfalciatura, quindi abbattendo le sterpaglie, insomma facciamo quello che possiamo da volontari. Quanto fatto dai volontari del gruppo Retake è apprezzabile e da prendere ad esempio affinché ogni cittadino si senta coinvolto attivamente. Un esempio da seguire, ma anche una denuncia per le istituzioni. Sono finiti in manette a Crotone gli autori della rapina ai danni di Umberta Bacchi, che si è consumata il 10 settembre scorso. Arrestati 2 fidanzati già noti alle forze dell'ordine. 2 fidanzati, Antonio Pisano, 41 anni, e Simona Franzedi, 31 anni, già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati dalla polizia a Crotone. I 2, armati di un'ascia, il 10 settembre scorso hanno messo a segno una rapina in Umberta Bacchi di Piazza Duomo. Quanto accaduto ricostruito questa mattina in conferenza stampa. Alcune immagini tratte da sistemi di videosorveglianza che hanno consentito di collocare i 2 soggetti sulla scena del delitto, sia al momento dell'ingresso
sia al momento della fuga, perché al momento della fuga praticamente lui si è cambiato e infatti poi è stato trovato vestito così come individuato dalle immagini, si è infilato praticamente in un vicolo, si è cambiato d'abito e di lì a poco, quando sono intervenuti i colleghi della volante, è stato trovato vestito così come testimoniato dalle immagini. Aveva quindi cercato di sviare i sospetti su di lui, praticamente da lui, cambiandosi d'abito. Sia quello sia l'ascia praticamente che è stata ritrovata nelle pertinenze della sua abitazione. Aveva tentato invano di sfarsene, però sono stati bravi i colleghi poi al momento della perquisizione a rinvenire l'arma del delitto. I fermi sono stati effettuati in conclusione dell'attività investigativa che ha registrato la stretta collaborazione tra le volanti e la squadra mobile. Rimane il rammarico di non essere arrivati in tempo. Le volanti arrivano dopo qualche minuto dal fatto e i ragazzi avevano già in mente chi potesse essere l'autore, anzi gli autori di questo fatto increscioso, e poi ci siamo messi alla ricerca di elementi di prova che sono stati molto ben evidenziati e collazionati dai colleghi della mobile, che hanno poi hanno consentito al giudice di emettere questo provvedimento custodiale in carcere che abbiamo notificato ieri pomeriggio. Le altre notizie di cronaca adesso nei nostri 100 secondi. Ecco questa mattina come si presenta la piscina comunale di Campagnano a Cosenza dopo l'incendio che si è sviluppato nella notte e che ha interessato il tetto della struttura coperta e il legno. Per fortuna l'immediato intervento dei vigili del fuoco ha evitato danni ingenti grazie alle numerosissime segnalazioni ai centralini del 115. Questa mattina nuovi sopralluoghi, ma al momento non sono stati quantificati i danni. A Corigliano Rossano la polizia giudiziaria ha tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti 2 giovani maggiorenni. Nel corso di controlli mirati alla prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti è stata effettuata una perquisizione veicolare e domiciliare a carico dei 2. I militari del nucleo investigativo del gruppo Carabinieri Forestali di Reggio hanno ritrovato un fucile semiautomatico calibro 12 privo di matricole, un fusto in acciaio della capienza di 50 litri contenente oltre 80 munizioni di vario calibro, un passamontagne, 500 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana e denaro contante. Il ritrovamento in un canale di scolo delle acque meteoriche di un bosco del comune di Mammola. Stavano tagliando querce con una sega elettrica, incuranti del fatto che il rumore forte attirasse l'attenzione dei vicini. I carabinieri di Spilinga sono intervenuti sul posto appena fuori i ricavi, cogliendo sul fatto un 24enne e un 18enne senegalese ospite del CAS di Nicotera, mentre ancora tagliavano la legna. Alla richiesta di giustificazioni hanno risposto di aver bisogno di legna per scaldarsi in inverno. Pertanto i carabinieri li hanno arrestati per furto e condotti ai domiciliari. Rivitalizzare i borghi è l'obiettivo del bando regionale presentato alle amministrazioni locali. A Papasidero l'incontro con amministratori e cittadini, presente l'assessore regionale Rossi. Papasidero, incastonato tra le montagne, bagnato dal fiume Lao, è uno dei borghi belli e dimenticati della Calabria, uno di quei posti che non trovi sulle guide turistiche, un luogo che conserva l'incanto della natura e la spontaneità dell'accoglienza. Insomma, il paese lo devi cercare e una volta trovato, come è accaduto per l'assessore regionale Rossi, difficilmente lo abbandoni. Sono arrivato qui a Papasidero scoprendo un paesaggio e una qualità ambientale straordinaria. Quindi basta raccontare questo territorio, questa città di Papasidero, questa sorpresa di Papasidero attraversando la Valle del Lao. Credo che basta raccontare questo per attrarre torme di turisti, di persone interessate a riscoprire la qualità ambientale, a riscoprire i borghi, a riscoprire le persone che vivono in borghi. Nella Valle del Lao si sta lavorando per valorizzare le risorse che qui
forse non si era più capaci di vedere. L'attuazione europea della Convenzione del paesaggio ha scelto la Calabria proprio per la politica sulla qualità ambientale e sulla qualità del paesaggio, e Papasidero fa parte di questo sistema calabrese dei paesaggi. Qui ci stiamo impegnando molto, a ottobre verrà tutta l'Europa a conoscere quello che stiamo facendo. La storia di Papasidero è comune a tanti paesi ormai spopolati della Calabria, dove il bando sui borghi promosso dalla regione sta riportando speranza. Incontri come quello che vedete con amministratori e cittadini, in particolare imprenditori ed associazioni, hanno l'obiettivo di far ripartire l'economia possibile legata al turismo lento e ai servizi efficienti nei piccoli centri. Riscoprire, ritrovare quel rapporto che c'era tra il borgo e il suo territorio, con le culture specializzate, con le tradizioni, con l'artigianato, con la relazione tra le persone, tra i borghi diversi, che si è persa un po' questa tradizione di relazioni, che invece è una ricchezza culturale, economica e sociale. Storia e patriottismo a Rovito, nel piccolo centro del Cosentino, la rievocazione storica del sacrificio compiuto dai fratelli Bandiera domenica prossima per le vie del paese. Oggi la presentazione dell'evento nella Sala degli Stemmi della provincia di Cosenza. Si chiama Chi per la Patria Muore, del primo corteo storico che vedrà la partecipazione di numerosi figuranti che indosseranno vestiti dell'epoca per la rievocazione della fucilazione dei fratelli Bandiera, in programma domenica prossima per le vie di Rovito. Un progetto artistico-culturale che ha visto il patrocinio dell'ente provinciale per richiamare alla memoria i valori e gli ideali di unità, libertà e democrazia alla base del Risorgimento. Vogliamo rievocare la fucilazione dei fratelli Bandiera, lo faremo in questa che è la tappa più importante del progetto artistico-culturale, che sin dall'inizio dell'anno ha visto coinvolti i ragazzi delle scuole, le amministrazioni comunali presilani, la stessa Proloco ovviamente e qualche associazione del territorio. Rovito pullula di associazioni e in questo progetto abbiamo visto la partecipazione di molte. Curiosità e tanta attesa per un evento che ha visto la partecipazione di numerose scuole di danza. Rivestono un ruolo principale perché sono state già coinvolte in quella che è stata la prima rassegna sul Risorgimento insieme ai ragazzi dell'Istituto Comprensivo di Rovito, ma ancora saranno loro i veri protagonisti del corteo storico, perché parteciperanno al corteo e si esibiranno poi alla fine, prima dell'esibizione finale in Piazza del Popolo, che è quella dei Sabatum Quartet. Rovito è giusto che venga ricordato e per riconoscere il ruolo simbolico di Rovito che ha avuto nella storia. Rovito è sempre stata citata brevemente, non si è mai data importanza a questo paese e la Proloco ha scelto di farlo. Una notizia di calcio prima del meteo: il Rende Calcio comunica che da domani sarà attiva la vendita dei tagliandi per la gara Rende Catanzaro, in programma venerdì 21 settembre alle 20:30 e valevole per la seconda giornata del campionato di Serie C. I tagliandi potranno essere acquistati recandosi esclusivamente al botteghino dello stadio Marco Lorenson secondo i seguenti orari, ossia dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20. Adesso le previsioni del tempo. Ben ritrovati al meteo. Come accennato nella puntata precedente, la presenza di un vasto promontorio anticiclonico di matrice africana su buona parte dell'Europa non garantirà una fase di tempo completamente stabile. Infatti sull'Italia, dove l'alta pressione non è particolarmente robusta, i temporali di calore continueranno a disturbare le condizioni meteorologiche, a causa di infiltrazione di aree più fresche in quota. E anche la nostra regione sarà interessata dai temporali pomeridiani, che localmente potrebbero essere di forte intensità. Giovedì, al mattino cielo poco, parzialmente nuvoloso, all'esclusione del Basso Reggino, dove potrebbero verificarsi piogge. Nel corso della giornata aumenta la nuvolosità sui livelli calabresi, con possibili piogge su Pollino, Tipiano Silano, Serre e Aspromonte, in estensione sul Basso Tirreno Cosentino, Molle del Crati, Costa degli Dei e Presila Catanzarese. Temperature stazionarie. Adesso analizziamo lo stato di mari e venti. Giovedì,
Mosso il Mar Tirreno con vento del regime di Brezza, poco mosso il Mar Ionio con venti deboli direzione orientale. Ed infine, prima di salutarci, vi ricordo che oltre al nostro sito web www.meteincalabria.it potrete seguirci sulla nostra pagina Facebook Made in Calabria. E grazie per aver seguito il nostro TG, buona serata, arrivederci. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.